Buongiorno, è il 9 giugno, bentrovati alla rassegna stampa di TG Plus per quanto riguarda la provincia di Treviso. Ricoverato in chirurgia, Later lo sfratta a 78 anni, apre così il giornale trevigiano. Francesco Limuti in lacrime dal suo letto d'ospedale, da quando esco non so dove andare, l'ente è concessa una proroga ma noi applichiamo la legge, dice, naturalmente scatta la gara di solidarietà. Un po' tutti i giornali del gruppo dove c'è la Tribuna di Treviso, il Mattino e altri giornali hanno queste foto, questa fotonotizia con la sequenza dei poliziotti violenti a Verona, le foto della vergogna, fanno vedere che cosa facevano. Non possiamo non farci caso anche noi. Una setta ha allontanato la nostra figlia dalla famiglia di Spalla, la denuncia dei genitori. A Montebelluna assalto notturno al supermercato, dipendenti minacciati. Qui invece c'è Nemer che gioca con i migranti nel percorso antirazzismo, vi ricorderete quello che fece scoppiare il caso della banana, e poi definì mafioso Mattarella. Loris Mazzorato era rimasto un po' così, lui è così, però è offesa tenue, quindi c'è la foto, insomma gli è andata anche abbastanza bene. Andiamo a vedere sul Gazzettino invece che cosa si dice. I migranti, il nuovo piano dell'Unione Europea, tutti i paesi responsabili di chi è soccorso. Il sì dell'Italia ha accolto le nostre richieste. Meloni riceve Scholz, intesa sul patto di stabilità, non si torna all'austerità. Bene, vediamo come andrà a finire anche questa faccenda. Condannato per stupro va in carcere ma viene respinto e presto, dicono. Padova deve scontare 6 anni, il suo legale serve qualche giorno per l'ordine di arresto. Altre notizie, per esempio la Lega, anche qui marcato è il congresso, è uno scontro tra bande, mentre andiamo sul Corriere del Veneto dove c'è una bellissima fotonotizia dell'arena, a Mattarella le frecce e la Ida per i 100 anni dell'arena in uno spettacolo veramente suggestivo. L'inchiesta bis, calci pugni, gli agenti negano, la notizia che impera su Verona. Il sindacato: non tutte le denunce sono vere, quindi bisognerà anche capire fino a dove arriva questa faccenda. 4.000 docenti e tutor contro la dispersione scolastica, in campo per il prossimo anno ci sono già le proteste. Targhe, assicurazioni, il mondo delle biciclette, boccia l'idea di Salvini, e poi i pinguini aprono il maxi svincolo, i lavori per rafforzare gli altri cavalcavia sono sul ponte San Giuliano, nuovi cantieri. Brescia-Padova invece meno auto dalla pre-pandemia. Un'occhiatina andiamo a vederla anche a Notizie Plus di Treviso. Serena Giotto, l'assessore: nessun aumento per trasporto scolastico e mense, scomparsa minorenne di Treviso, in corso le ricerche. E poi al Cafoncello un intervento interessante e innovativo soprattutto alla colonna vertebrale che dà lustro alla medicina dell'ULSS 2 trevigiana. È tutto per Treviso.